Il Rocafè è una collaborazione che abbiamo già avuto occasione di sottolineare, ormai consolidata, preziosa, proficua per la città e speriamo anche gratificante per la Rocafè. Una collaborazione sugli eventi che abbiamo già ricordato, si è articolata negli ultimi anni con varie iniziative, tutte per noi di grande soddisfazione. Per noi è un grande onore, ripeto, poter chiudere il Carnevale così, e devo dire naturalmente che non è irrilevante per tutti noi, ne sono certo quando sarà informato anche il sindaco Ursoni in primis, il fatto che tutto questo ha una motivazione particolare. Quindi salutiamo questa presenza di Rezophonic. Mi pare veramente straordinario quando grandi artisti trovano il tempo e la sensibilità per abbinare il loro talento a dei messaggi forti. Il messaggio dei pozzi d'acqua è tra i più concreti e la scelta è stata più che adeguata. Non ci resta altro che sentire oggi le notizie, ma soprattutto martedì grasso, finire alla grande un carnevale che per scaramanzia non diciamo nulla, ma intanto possiamo dire che è cominciato molto bene. Oggi l'attenzione è tutta per martedì grasso, per questo straordinario appuntamento. Grazie alla Rocafè e naturalmente grazie al progetto Rezophonic e a tutti gli artisti che ci saranno. Cos'è Rezophonic? Magari per chi ancora non avesse avuto modo di conoscere in maniera più dettagliata il progetto, è una sorta di nazionale del rock. Siamo ormai dal 2006 operativi con oltre 150 artisti del mondo dello spettacolo, della musica, per offrire acqua pulita da bere a chi ha veramente sete. Questo è lo slogan e il motto che portiamo avanti dal 2006 a oggi. Cosa importante, io sono qua in veste di ideatore, fondatore di questo progetto. Ci sarà una grande rappresentanza, mi piace definirla così, di quelli che sono i 150 artisti al momento coinvolti tra dischi, videoclip e sensibilizzazioni. Quella che avrete in mano è una lista sicuramente di quelli confermati, ma vi posso assicurare che ci saranno altre sorprese, perché far parte del progetto Rezophonic è diventato comunque molto ambizioso da parte degli artisti, perché Rezophonic è un progetto che racconta delle cose e onestamente le fa, e speriamo di portare un po' di gioia anche su questo palco, anzi ne siamo certi.